Siglato protocollo tra la Questura e l'ASP di Agrigento per fronteggiare gli episodi di violenza domestica e stalking. Continuano i controlli della polizia verso i locali della Movida Agrigentina. Si dimette la portavoce della Presidente dell'AS Galvagno, oggi discussione in aula. Donata una casetta mobile ai CISOM del Rotary di Agrigento per gli screening gratuiti al termine della celebrazione che si è svolta presso la chiesa Santa Rosa da Viterbo. Bilancio positivo dell'attività sindacale della UIL di Agrigento che conferma il suo impegno nella tutela dei diritti ai lavoratori. 3 giornate dedicate allo scrittore agrigentino Matteo Collura in occasione dei suoi 80 anni. Passaggio della campana tra il presidente uscente Gaetano Salemi e la nuova Antonella Monreale al Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Fino al prossimo mese di ottobre sarà esposta alla Camera dei Deputati la borsa che fu del magistrato ucciso dalla mafia Paolo Borsellino. Benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, 1 luglio, martedì, siglato stamani il protocollo Helios tra la Questura e l'ASP di Agrigento per fronteggiare episodi di violenza domestica e stalking, il nostro servizio. Siglato stamani presso la Sala San Michele della Questura di Agrigento il protocollo d'intesa denominato Protocollo Helios tra la Questura nella persona del questore Tommaso Palumbo e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, rappresentata dal direttore generale Giuseppe Capodieci. Le azioni previste dal protocollo nascono dall'istituto dell'ammonimento del questore disciplinato dalla legge al fine di fronteggiare in via preventiva episodi di violenza domestica e di stalking. L'ammonimento è uno strumento importante che rappresenta il primo avvertimento rivolto ai soggetti maltrattanti, evidenziandone il disvalore sociale della loro condotta. L'istituto punta a bloccare le recidive degli episodi di violenza in ambito domestico o di atti persecutori prima che questi diventino un crimine prevalentemente rilevante, intervenendo direttamente sul maltrattante attraverso il suo inserimento in percorsi di recupero, rieducazione e di riabilitazione. I percorsi messi in atto dai servizi specializzati dell'ASP di Agrigento mirano a un cambiamento profondo dei soggetti maltrattanti allo scopo finale di ottenere un calo significativo delle recidive e allo stesso tempo la possibilità di recupero del maltrattante. L'obiettivo principale delle istituzioni coinvolte è quello di anticipare la soglia di prevenzione e protezione del citato fenomeno, intercettando i comportamenti che integrano i cosiddetti reati sentinella per impedire che i medesimi vengano portati a più gravi conseguenze. Con questo protocollo Helios, quindi, oltre all'azione inibitoria rispetto alla reiterazione di determinati comportamenti per i quali viene adottato l'ammonimento del questore, si aggiunge un ulteriore strumento che prevede per l'autore delle condotte censurate di intraprendere facoltativamente un percorso di rieducazione con il sostegno di un'equipe specializzata che lo potrà aiutare a prendere consapevolezza del disvalore sociale e della lesività degli atteggiamenti prevaricatori, riducendo così il rischio di recidiva. Una collaborazione in sinergia, quella creata tra la Questura e l'ASP di Agrigento per favorire la presa in carico della persona ammonita, la verifica degli esiti dell'attività posta in essere nella consapevolezza che gli interventi preventivi rivolti all'autore delle violenze non possono che rafforzare la tutela e il sostegno delle vittime di violenza. Continua incessante l'attività della Polizia di Stato ad Agrigento e in provincia, soprattutto nelle località balneari, ove si svolge la cosiddetta Movida. Servizio. Continua incessante l'attività della Polizia di Stato di Agrigento in provincia, soprattutto nelle località balneari, ove si svolge la cosiddetta Movida. Sono stati effettuati numerosi controlli amministrativi, soprattutto a strutture commerciali di ritrovo di giovani, finalizzati alla verifica delle idoneità dei locali e delle attività svolte. In particolare nelle ultime settimane, su disposizione del questore Tommaso Palumbo, con il coordinamento della squadra di polizia amministrativa della locale divisione PAS,
Sono stati effettuati controlli capillari con l'irrogazione delle sanzioni così elencate: controlli amministrativi a esercizi pubblici 15, persone controllate 38, persone denunciate 5, sanzioni amministrative erogate 7, diffide effettuare attività danzanti musicali senza licenza di pubblica sicurezza 8, attività commerciali oggetto di chiusura temporanea 3. Durante i predetti servizi, svolti soprattutto nelle ore serali e notturne, il personale operante della Polizia ha riscontrato gravi violazioni alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione di pubblica sicurezza, l'erogazione di espletamento di trattamento danzante senza alcuna autorizzazione, locali privi di idoneo certificato di agibilità, violazioni del piano della sicurezza sanitario rilasciato dall'autorità sanitaria. Sono stati erogati ai titolari delle attività commerciali sanzioni amministrative svariate migliaia di euro a seguito dell'accertamento delle violazioni delle norme. Tra esercizi pubblici è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche a minori, anche di 16 anni. Per questo uno di loro nel centro del cittadino Agrigento, proprio per detta violazione prevista dalla norma penale, è stata disposta la chiusura per 5 giorni con provvedimento del questore. I controlli amministrativi in argomento sono finalizzati alla tutela degli avventori dei locali di pubblico spettacolo, la cui incolumità è potenzialmente messa in pericolo durante l'effettuazione di serate danzanti musicali, i locali privi di agibilità e di licenza di pubblica sicurezza e spesso sovraffollati rispetto alla loro capienza massima prevista, che costituisce un grave pericolo e rischio per coloro che frequentano le attività commerciali. E si è dimessa Sabrina De Capitani, portavoce della presidente dell'Ars Galvagno. Il caso oggi si discuterà in aula, coinvolta anche l'assessore al turismo Amata. Il servizio. Dopo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, anche l'assessore regionale al turismo Elvira Amata sarebbe indagata per corruzione a Palermo. E quanto emerge da una informativa depositata agli atti dell'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle. Posso soltanto dire che a gennaio mi è stata notificata una proroga di indagini, altro non so, ha ammesso l'assessore Amata. Intanto Sabrina De Capitani, portavoce del presidente dell'ARS, ha presentato le sue dimissioni dall'incarico. De Capitani, lo ricordiamo, è indagata dalla Procura di Palermo nell'inchiesta sui contributi a eventi e associazioni concessi dal Parlamento siciliano sotto diverse forme. De Capitani era portavoce di Galvagno dal dicembre del 2022. Tra gli intercettati anche il capo di gabinetto vicario dell'assessorato Giuseppe Martino, perché l'indagine era nata dalla mostra promossa dalla Regione Siciliana al Festival di Cannes del 2023 e per la quale il governatore Schifani aveva revocato il finanziamento a seguito delle polemiche suscitate dalle spese affrontate dall'amministrazione. Man mano erano emersi altri episodi, fra cui la vicenda della manifestazione Magico Natale organizzata dalla Fondazione Dragotto a Catania e Palermo alla fine del 2023. La vicepresidente della Fondazione Marcella Cannariato, moglie dell'imprenditore Tommaso Dragotto, indagata anche lei per corruzione con Galvagno, avrebbe discusso con Martino di una cifra di 100.000 euro legata ad un progetto da tenersi tra Messina, Catania e Palermo. Cannariato, senza sapere di essere ascoltata dagli investigatori, aveva affermato: «Ho bisogno del tuo aiuto, non è che è gratis l'aiuto tuo». Martino aveva risposto accennando a un possibile incarico futuro. I due parlavano in incontri successivi di compensi e futuri progetti definiti da Martino come la punta dell'iceberg, con la prospettiva di altre iniziative più importanti e grande marginalità. La manifestazione sul Natale era stata un flop, ma Martino avrebbe dovuto ricevere 10.000 euro per la sua consulenza, facendo emettere una fattura da una terza persona.
L'assessore Amata aveva poi commentato dicendo che il Magico Natale era stato un fallimento, meglio se restituiscono tutto. Elvira Amata ha un lungo passato politico tra Messina e Palermo. Prima di far parte di Fratelli d'Italia era già stata assessore in giunta a Messina con Forza Italia e consigliere comunale negli anni 90, sempre con gli azzurri e con il gruppo dell'ex deputato Beppe Picciolo. Per il deputato regionale leader di controcorrente Ismaele Lavardera siamo arrivati al punto più basso della legislatura. Dopo l'indagine per corruzione che riguarda il presidente Galvagno, anche l'assessore regionale Elvira Amata risulterebbe, dice, indagata per corruzione. Secondo Lavardera si è davanti ad un quadro desolante che dovrebbe portare il presidente Schifani a un sussulto di dignità, sollevandola dall'incarico in attesa delle risultanze investigative a garanzia dell'onorabilità di una regione al centro di un vero e proprio terremoto. La politica, dice ancora Lavardera, deve arrivare prima della magistratura. A conclusione dell'anno pastorale si è svolta ieri una Santa Messa presso la parrocchia Santa Rosa da Viterbo al villaggio Mosè in onore a San Giovanni Battista, cui hanno partecipato in rappresentanza del CISOM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, e il distretto Rotary di Agrigento. Al termine la benedizione di una casetta mobile Paul Harris donata dal Rotary di Agrigento allo stesso CISOM per effettuare gli screening itineranti. Noi abbiamo seguito l'evento. Il Rotary Club di Agrigento oggi è impegnato presso questa iniziativa che si svolge qui alla parrocchia Santa Rosa in collaborazione con il CISOM. Qual è la finalità di questa iniziativa? È un'iniziativa che noi abbiamo fortemente voluto e abbiamo costruito insieme al CISOM e al Sovrano Militare Ordine di Malta. L'iniziativa è quella che attraverso un impegno della Rotary Foundation e del distretto abbiamo donato una casetta mobile per gli screening al CISOM, che sarebbe il braccio sanitario del Sovrano Militare Ordine di Malta. Insieme il Rotary e il CISOM potranno, attraverso l'utilizzazione di questa struttura mobile, girare nei paesi, muoversi anche all'interno della città e procedere a fare quello che poi bisogna fare, prevenire che è meglio di curare, quindi fare gli screening, cercare di fare prevenzione sul territorio, che poi è la missione principale del CISOM, è una delle cose più importanti che fa il Rotary a livello internazionale. Oggi ci sarà questa bellissima manifestazione molto attesa, perché c'è stata questa donazione da parte del nostro club Rotary di Agrigento al CISOM, al Corpo Italiano, e come potete vedere qua naturalmente dietro di me c'è questa è il camper di Polerris, la casa di Polerris, ideata proprio per fare le attività sanitarie e anche non sanitarie, ma principalmente sanitarie, per il Corpo Italiano di Soccorso e l'Ordine di Malta. Quindi sarà a disposizione naturalmente di tutta la popolazione, si faranno attività, si faranno tutto ciò che può essere utile, anche screening e attività sanitarie, e come dicevo, per la possibilità di offrire un servizio in più. Questo è stato veramente una volontà del nostro presidente del Rotary Club, Alfonso Lozzito, dottor Alfonso Lozzito, a voler donare appunto insieme all'area Acragas naturalmente questo camper. Oggi presso la parrocchia Santa Rosa un'interessante iniziativa del CISOM, in collaborazione con il Rotary si donerà un camper per la prevenzione. Sì, il CISOM è un corpo della protezione civile dell'Ordine di Malta in Italia, quindi è una emanazione operativa del nostro ordine religioso, e questo è un importante momento al quale, come Gran Priore, quindi come superiore religioso provinciale per il Sud Italia, ho voluto essere presente per manifestare la vicinanza a chi opera secondo il nostro carisma nelle nostre missioni. Una celebrazione eucaristica in onore a San Giovanni Battista, il punto di riferimento del CISOM. Per questo oggi questa iniziativa qui presso la parrocchia di Santa Rosa. Sì, il gruppo di Agrigento del CISOM ha sede presso la nostra parrocchia di Santa Rosa da Viterbo in Villaggio Mosè, di cui sono anche il parroco, e San Giovanni Battista è il patrono di tutta la famiglia melitense, che comprende i membri dell'ordine,
i cavalieri professi e i membri laici, il CISOM e il corpo militare. Dunque una realtà molto composita che oggi riceve in dono dal Rotary Club una casetta per gli screenings di diverso tipo. Quanto è importante un'iniziativa di questa, anche per la prevenzione? Ma credo sia importante proprio la prevenzione per evitare che possano accadere quelle situazioni di malattie improvvise e non diagnosticate preventivamente. Credo che la prevenzione è utile in ognuno degli aspetti della nostra vita, della nostra salute. Voi fate molta prevenzione anche dal punto di vista spirituale? E allora, se l'espressione prevenzione spirituale non è, diciamo, molto consueta, però può avere come significato quello di capire quali sono gli aspetti della nostra vita su cui lavorare per prevenire quei mali della vita spirituale a cui noi siamo sottoposti, a cui rischiamo di essere sottoposti. È un momento importante sia per la comunità parrocchiale sia per le persone che partecipano, l'Ordine di Malta, il CISOM, il Rotary, per l'inaugurazione di questa casa, per fare opera preventiva, quindi poter conoscere in anticipo eventuali patologie. Ecco, sono momenti importanti sia nella vita della comunità come anche nella vita sociale, perché queste iniziative hanno risvolti sociali e sono momenti certamente importanti. Ecco, sono qui e Don Luca mi ha invitato a presiedere questa celebrazione eucaristica perché 12 anni fa sono stato nominato cappellano dell'Ordine di Malta e quindi per me è un piacere e un dovere essere presente. E si è tenuta la riunione dell'esecutivo territoriale della UIL di Agrigento, convocata presso la sede sindacale all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2024 e di quello preventivo per il 2025. I lavori sono stati aperti con l'intervento del segretario generale Gero Acquisto, che ha fornito una puntuale e articolata analisi della situazione politico-sindacale attuale, delineando le principali criticità e le prospettive d'azione per il territorio. Il segretario ha evidenziato il ruolo centrale della UIL nel confronto con le istituzioni, nel sostegno ai lavoratori, sottolineando l'importanza dell'unità e della responsabilità sindacale in un momento complesso per il tessuto economico e sociale di Agrigento. La UIL conferma così il proprio impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori, nella costruzione di un dialogo costruttivo con tutti gli attori istituzionali e sociali del nostro territorio. Tra i partecipanti alla presentazione del progetto Le Vie del Cibo fatte ad Agrigento in occasione del convegno degli assoenologi hanno partecipato anche 2 sindaci componenti dello SMAP, quello di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo e quello di Lucca Sicola, Salvatore Dazzo. Li abbiamo intervistati. È un progetto al quale abbiamo creduto come comune e soprattutto come SMAP, come associazione. Lucca Sicola oggi non poteva mancare con il suo prodotto principe, con un alimento importante che è appunto il principe della tavola, che è l'olio extravergine d'oliva. Siamo presenti, sono presente come sindaco in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ma soprattutto della comunità di Lucca Sicola, che mi pregio ed onoro di rappresentare. È un evento importante dove vengono valorizzati tutti i prodotti, sia dal punto di vista alimentare ma soprattutto dal punto di vista turistico, dal punto di vista naturalistico, e quindi invito tutti a venire in Sicilia, a venire a visitare Lucca Sicola, la provincia di Agrigento con tutte le sue peculiarità, perché offre tanto e soprattutto è molto accogliente. Vi aspettiamo. Sono lusingato come sindaco di essere qua ed è un comune all'interno della SMAP. La SMAP che è il soggetto promotore di questo progetto. Inoltre sono il vicepresidente della SMAP e sono onorato diciamo doppiamente di essere in questa veste. Questo progetto è stato presentato alla BIT di Milano e oggi prende forma qua al 70° congresso degli assoenologi. Per noi è qualcosa di importante dare vita a questo progetto. Il progetto consiste nel rappresentare quali sono i prodotti, soprattutto dei Montesicani, quindi quando parlo dei prodotti parlo di San Giovanni, Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Castronovo, Bivona, Bisacquino, arriviamo a Ribera, arriviamo dalla montagna al mare, dal mare a Bisacquino. Diciamo che copriamo una grande zona. In buona sostanza, anche da studi effettuati, risulta che dal buon cibo c'è anche il risultato della lunga vita, quindi come viene intitolato il progetto, le vie del cibo e della lunga vita.
nei Monti Sicani abbiamo un'alta percentuale di longevi. Per rapportare un piccolo esempio, nel mio comune, un comune di 7.500 abitanti, abbiamo circa 350 unità dagli 80 ai 90, dai 90 ai 100 anni 130 persone e gli ultracentenari sono quasi 10. E la cosa che bisogna rappresentare è che la maggior parte sono di sesso femminile e considerate che in una piccola comunità già avere ultracentenari, e parliamo di 105 anni, 104, 101, 100 anni, è qualcosa di magnifico. Forse nelle altre parti del mondo inseguono la longevità, San Giovanni, come dire, tutti i paesi dei Sicani è la nostra normalità, diciamo che la normalità perché grazie al sano e al buon cibo, diciamo alla dieta mediterranea, di contro abbiamo la longevità della vita e sono studi che realmente hanno dimostrato e realmente ci sono queste persone che vivono tantissimo grazie al buon cibo. Vengono da tutte le parti della Sicilia, dell'Italia, San Giovanni a Camerata per degustare i nostri prodotti tipici e questo significa anche sviluppo per i nostri imprenditori e per i nostri ristoratori ed è qualcosa di magnifico ed è importante che oggi si parte con questo progetto. Faremo degli eventi nei vari comuni dei Monti Sicani, non solo a San Giovanni, Cammarate, Livona, cercheremo un po' di interfacciarci con tutti i comuni che sono soci della SMAP per portare avanti questo importante progetto e cercare di accrescere sempre di più e aiutare i nostri imprenditori locali. E si è tenuta a Seccagrande di Ribera la cerimonia di sostituzione delle bandiere del monumento ai caduti al mare dedicato alla nave greca Angelica affondata nel 1906 su quel territorio. Si è tenuta a Seccagrande di Ribera la cerimonia di sostituzione delle bandiere del monumento ai caduti del mare dedicato alla nave greca Angelica affondata nel 1906 su quello specchio di acqua. La manifestazione è stata promossa dal Comune di Ribera, dal Lions Club e dal WWF Sicilia Area Mediterranea con il sostegno dell'associazione Seccagrande Sub, il cui rappresentante è il dottor Domenico Macaluso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, intervenendo ha sottolineato il grande valore formale e sostanziale che questo appuntamento rappresenta per la cittadinanza. 10 furono le vittime, di cui solo 3 corpi sono stati recuperati e seppelliti nel cimitero di Ribera. Grande commozione ha suscitato la ricostruzione fatta da Domenico Macaluso che sin dal 1978, ancora ragazzino, scoprì le ancore di quel veliero sconosciuto. In chiusura il parroco Don Antonino Nuara ha esortato tutti a una riflessione sull'abbandono che non deve mai riguardare lo spirito come le materialità in riferimento a un episodio che l'ho visto artefice di un rinnovo delle bandiere. Hanno presenziato alla cerimonia anche rappresentanti del Comando della Tenenza dei Carabinieri di Ribera, della Polizia Municipale che ha anche tenuto il gonfalone dello stesso comune. Dopo la benedizione al monumento ai presenti è stato suonato l'attenti e il silenzio dal trombettista Antonio Buono, nel quale 2 coppie di bambini hanno issato le bandiere della Grecia e dell'Italia, mentre la bandiera centrale d'Europa veniva issata dal dottor Domenico Macaluso. Quest'ultimo ha auspicato per il prossimo anno l'organizzazione di un evento più impegnativo in occasione dei 120 anni dalla tragedia, cosa che il sindaco Ruvolo ha appoggiato, paventando l'idea di rinnovare l'intesa di gemellaggio tra i comuni di Inosus e di Ribera. Matteo Colluria compie 80 anni, 3 giornate per celebrare l'uomo, il giornalista, lo scrittore. Il nostro approfondimento. Matteo Collura compie 80 anni, 3 giornate per celebrare l'uomo, il giornalista e lo scrittore. L'iniziativa è stata ideata e coordinata da Enzo Sardo, Diego Romeo e Don Angelo Chillura. Come primo obiettivo, spiega Enzo Sardo, abbiamo cercato di scandire le tappe fondamentali della sua esistenza, i valori della cultura da lui evidenziati, poi gli affetti degli amici, dei parenti e dei vari estimatori. Il primo appuntamento sarà il prossimo 25 luglio nella sala monumentale della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, tanto apprezzata da Matteo Collura, dove saranno esposte le opere e il materiale che riguarda la sua vita letteraria. In quell'occasione sarà proiettata anche un'intervista che Diego Romeo ha realizzato nella casa palermitana di Leonardo Sciascia. Il secondo appuntamento sarà il 1 agosto al Palazzo Bella Cera di Comitini, dove al suo interno si trova un piccolo ma pregiato museo dello zolfo. Il luogo è molto significativo per Matteo perché nel 1981
1978 ha pubblicato Baltico, in cui descrive la storia. Infine, l'8 agosto alla Fondazione Leonardo Sciascia si esporranno le opere e il materiale che documenta la sua attività, comprese le lettere che hanno costituito il rapporto epistolare che ebbe con Leonardo Sciascia e l'epopea degli zolfatari. Oltre alle varie manifestazioni sarà anche pubblicato un volume celebrativo con le testimonianze di diversi amici. E ieri sera 30 giugno si è celebrata la cerimonia del passaggio della campana del Lions Agrigento Club Valle dei Templi tra il presidente uscente Gaetano Salemi e la nuova entrante Antonella Morriale, che si è svolta al Madison di Realmonte Servizio. Ieri sera 30 giugno si è celebrata la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Agrigento Valle dei Templi tra il presidente outcoming Gaetano Salemi e la presidente incoming Antonella Morriale al Madison di Realmonte. Dopo i saluti iniziali e prima del compimento della solenne cerimonia, il presidente Salemi ha celebrato l'ultimo service dell'anno sociale 24-25 compiuto, annunciando la donazione da parte del club, grazie all'indispensabile contributo del Centro Medico Benessere e della socia Anna Lopresti, di una sedia job per disabili da mare all'Associazione Unitalsi, sottosezione di Agrigento. A seguire il conferimento da parte del presidente Salemi dei più alti riconoscimenti che il Lions Club International Foundation assegna ai soci che si sono distinti per l'azione, il loro impegno e servizio umanitario e il sostegno alla LCIF, i Melvin Jones Fellow, che sono stati assegnati ai soci Liotta, La Rosa, Cibella. Subito dopo il Presidente ha consegnato altri riconoscimenti ai soci componenti del proprio staff, alla segreteria Sonia Siracusa, al tesoriere Francesco La Rosa, al cerimoniere Antonio Castelli e all'ascensore Daniela Capitano per l'assidua azione di servizio e la collaborazione prestata nel corso dell'anno sociale 24-25. L'intervento conclusivo del proprio anno sociale da parte del Presidente Salemi ha esaltato l'azione nel servizio svolta dal club, rilevando la costante partecipazione e la collaborazione dei soci. Un viaggio a gonfie vele nel service, una navigazione in un mare di attività rionistiche intese e dirette al raggiungimento degli obiettivi al servizio di chi ha bisogno, con una costante e capillare presenza nel territorio e il coinvolgimento di centinaia di persone e tante associazioni locali, e la collaborazione con gli altri club della zona e la continua vicinanza laddove c'è un bisogno. Poi la cerimonia del passaggio della campana e del martello alla nuova presidente Antonella Morriale, con emozione, gioia e consapevolezza di iniziare laddove si è ultimato per intraprendere un nuovo anno sociale al servizio della comunità. Dopo l'apposizione della PIN, la presidente Morriale ha ringraziato i soci per la fiducia conferitole, dicendosi pronta a rimboccarsi le maniche per realizzare ogni service utile alla nostra comunità, operando nell'amicizia e puntando alla collaborazione con gli altri club della zona. Presentato il rapporto regionale della Banca d'Italia sullo stato dell'economia nella nostra isola. L'aula magna del Rettorato ha ospitato l'incontro Economie regionali. L'economia della Sicilia, durante il quale è stato presentato il nuovo rapporto regionale della Banca d'Italia. Un documento che sintetizza i risultati delle ricerche condotte a livello locale, con l'obiettivo di contribuire a una migliore comprensione delle dinamiche di sviluppo del sistema economico siciliano. I lavori sono stati aperti dai saluti della rettrice, professoressa Giovanna Spatari, del direttore del Dipartimento di Economia, professore Gaetano Barresi, e della direttrice della sede di Palermo della Banca d'Italia, dottoressa Milena Caldarella. Il rapporto della Banca d'Italia, ha esordito la rettrice, rappresenta un lavoro di grande valore analitico e strategico. Dalla sua analisi emerge come la nostra regione sia una realtà dinamica e in crescita. Possiamo dire che per la Sicilia il 2024 è stato un anno positivo. L'attività economica è cresciuta dell'1,3%, in misura meno intensa rispetto all'anno precedente, ma più robusta rispetto all'Italia, il cui PIL è cresciuto dello 0,7%. Anche l'occupazione è migliorata nel confronto
confronto anche con l'Italia. Allora, il nostro rapporto contiene effettivamente un riquadro proprio, noi li chiamiamo così, si tratta di un approfondimento che ha riguardato quello che è stato lo sviluppo dell'offerta formativa in questi anni, proprio una offerta formativa che si è evoluta per rispondere sempre di più a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro e fare fronte a questa società in trasformazione. Per questo abbiamo proprio dedicato questo approfondimento per capire quanto siano aumentate le facoltà STEM, che sono quelle che sono veramente alla base di un rafforzamento delle conoscenze, quelle che servono per generare innovazione. I dati sono positivi, noi abbiamo una incidenza del 60% di facoltà STEM rispetto al totale, naturalmente parlo della Sicilia, di facoltà, e questa percentuale, questa incidenza è uguale più o meno al Mezzogiorno, ma superiore rispetto all'Italia. Si tratta di una crescita che è avvenuta nell'arco di una decina d'anni, ma che proprio manifesta lo sforzo degli atenei siciliani proprio per fare sì che vengano formati giovani che abbiano quelle capacità che servono veramente ad un immediato utilizzo nel mondo del lavoro, con la loro capacità anche di generare innovazione. Linea alla regia per la pubblicità. Fino al prossimo mese di ottobre la borsa che Paolo Borsellino aveva con sé nel giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio del 1992, sarà esposta alla Camera dei Deputati. A Montecitorio si è tenuta una cerimonia nella quale hanno partecipato tra l'altro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Lucia Borsellino, i colleghi di Palermo. Paolo Borsellino ci ha insegnato che avere paura è umano, ma che quando si combatte per difendere ciò in cui si crede, il coraggio può essere più forte di quella paura. Ed è così che è stato la scintilla di un incendio di speranza, di giustizia, di amore per l'Italia. A 33 anni di distanza il suo testimone è ancora saldo nelle mani di tanti che anche nel suo insegnamento continuano ogni giorno a combattere la mafia. Quel testimone trova forma e sostanza nell'impegno che le istituzioni a ogni livello portano avanti contro la criminalità organizzata, nella difesa, nel potenziamento di quella legislazione antimafia che porta il nome suo e di Giovanni Falcone, che è diventata un modello a livello internazionale. Io vado in tutto il mondo, torno ora dal G7, al G7 c'è una dichiarazione, delle 7 dichiarazioni del G7 parla di combattere le organizzazioni criminali seguendo il principio di follow the money, seguire i soldi. Oggi è di dominio pubblico a livello internazionale, ma è partito da qui. E poi nella ricerca instancabile per fare luce sulle pagine ancora buie di quegli anni della nostra storia, il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità. Ogni sforzo per conoscere quella verità deve essere sostenuto, come quello che sta portando avanti la Commissione parlamentare antimafia, che con coraggio, con determinazione sta lavorando in questa direzione. Grazie Presidente, grazie a tutti i membri della Commissione. Siamo qui per celebrare tutti coloro che hanno fatto del servizio alle istituzioni il proprio stile di vita, che vede in questa borsa da lavoro la sua rappresentazione più simbolica, un oggetto che sarebbe diventato il reperto fondamentale della strage di Via D'Amelio, proprio per il suo contenuto documentale ancora oggi non ritrovato, nonostante fosse protetto all'interno di questa borsa che al di là dell'aspetto esteriore è pervenuta integra. Un oggetto che non è solo quindi un effetto personale di nostro padre, ma è esso stesso, come detto, un reperto rinvenuto nel luogo della strage in cui egli ha perso la vita insieme ai suoi valorosi angeli custodi, che mi sia consentito chiamare per nome: Agostino, Claudio, Walter, Vincenzo, Emanuela. Peraltro qualcuno mi ha fatto notare che l'acronimo delle iniziali dei loro nomi è il termine pace, che in questo periodo chiaramente ci sta a cuore a tutti. Il team di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo opera e salva 50 bambini in Africa. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina.
Si è conclusa la seconda missione chirurgica del team di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina nell'ambito del progetto Cuori Ribelli in Camerun, a Yaoundé, presso l'Hôpital Général. Nell'ultima missione sono stati guariti 26 bimbi e, complessivamente, anche con la precedente missione, abbiamo guarito 50 bambini. Ad oggi, tutti i pazienti operati sono stati dimessi al proprio domicilio. A dirlo è il dottore Salvatore Maria Antonio Agati, capomissione in Camerun. Il progetto Cuori Ribelli, evidenzia Agati, aveva come obiettivo principale quello di garantire l'accesso a cure cardiologiche gratuite per pazienti provenienti da fasce sociali svantaggiate, che altrimenti non potrebbero ricevere trattamenti adeguati. Tra le principali attività, il progetto prevedeva interventi cardiochirurgici gratuiti in Camerun, creando le condizioni necessarie per offrire interventi cardiochirurgici salvavita, dando così un'opportunità di cura a chi ne è privo, contribuendo a ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario. Abbiamo anche organizzato il trasferimento in Italia dei pazienti con condizioni cardiologiche più gravi, per consentire loro di ricevere trattamenti avanzati e chirurgia complessa, che non sono disponibili nel loro paese di origine. Infine, abbiamo lavorato al potenziamento delle competenze locali. Un aspetto fondamentale del progetto è l'investimento nella formazione del personale medico e sanitario locale, con l'obiettivo di accrescere la capacità di eseguire interventi di cardiochirurgia pediatrica in Camerun. Ciò non solo migliorerà la qualità delle cure immediate, ma contribuirà anche a formare una rete locale di specialisti, garantendo continuità e sostenibilità nel lungo periodo. Cuori Ribelli risponde a un bisogno urgente di cure sanitarie, ma promuove anche la crescita delle competenze locali, favorendo l'autosufficienza del sistema sanitario nel tempo. Il coordinatore del progetto è Enzo Palumbo, presidente e fondatore della ONG Una Voce per Padre Pio. Il team italiano era composto da un cardiochirurgo, 2 cardiologi, un neonatologo, un anestesista, 2 perfusionisti, 3 infermieri di REA, 2 intensivisti e 2 strumentisti. Il team locale, invece, comprendeva 3 cardiologi, 2 chirurghi toracici e cardiovascolari, 3 anestesisti rianimatori, 2 perfusionisti, 2 strumentisti, 2 anestesisti e 8 infermieri di rianimazione. In ospedale in Camerun, prosegue Agati, in quest'ultima missione abbiamo utilizzato un modulo di ICU con 7 letti monitorati, 4 dotati di ventilatore, una sala operatoria e un reparto di degenza ordinaria pre- e postoperatoria di 14 letti. Vediamo adesso le ultime novità sull'omicidio Galvagno, il giovane ucciso in discoteca a Monreale. I colleghi di Trapani. Non ci sarebbe stata la volontà di uccidere da parte di Andrea Cangemi, il giovane di Partinico condannato in primo grado a 14 anni e 8 mesi per l'omicidio preterintenzionale di Francesco Bacchi. A stabilirlo è stato il giudice per l'udienza preliminare che ha emesso la sentenza al termine del rito abbreviato. La vittima, ventenne, anch'egli di Partinico, perse la vita nella notte tra il 13 e il 14 gennaio dello scorso anno dopo una violenta rissa avvenuta all'esterno della discoteca Medusa di Balestrate nel Palermitano. Secondo il giudice non è emersa una prova certa che Cangemi agisse con consapevolezza dell'esito letale delle sue azioni. Avrebbe colpito Bacchi con 2 calci alla testa, ma il tutto sarebbe avvenuto in pochi secondi, un tempo troppo ridotto per poter sostenere che vi fosse stata una riflessione sulle possibili conseguenze o l'accettazione del rischio di provocare la morte. È stata quindi respinta la richiesta degli avvocati di parte civile che puntavano al riconoscimento dell'omicidio volontario. Non sono state riconosciute neppure le aggravanti, compresa quella dei futili motivi, poiché le versioni fornite dai testimoni sul motivo scatenante della lite risultano discordanti. Condannati anche, lo ricordiamo, Gaetano Lomedico e Alessio Greco, coetanei di Cangemi e anch'essi partinicesi, ai quali è stata inflitta una pena di 1 anno e 8 mesi per rissa aggravata. Tutti e 3 risultano coinvolti nella colluttazione tra 2 gruppi a cui avrebbero preso parte anche dei minorenni. L'avvocato Pecoraro,
che rappresenta Daniela Vicari, madre del ragazzo ucciso, ha chiesto al procuratore generale di impugnare la sentenza, riformulando l'accusa come omicidio volontario. Colpire un giovane già a terra, ha ammesso, incapace di reagire, non può essere definito un gesto di impulso, ma un atto deliberatamente violento e lucido. Francesco Bacchi perse sensi subito dopo l'aggressione e morì il giorno successivo presso l'ospedale di Partinico. Durante la prima udienza del processo, amici e familiari della vittima hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti al tribunale chiedendo giustizia per quella che, a loro dire, è stata una vera e propria esecuzione. Ulteriore indignazione ha suscitato il fatto che Cangemi fosse agli arresti domiciliari e non in carcere. In tutto sono 10 le persone indagate per la rissa poi sfociata nella tragedia. Alcuni imputati hanno scelto di patteggiare, mentre altri stanno ancora affrontando il processo con il rito ordinario. Il caso di Francesco Bacchi si inserisce in un contesto sempre più allarmante e grave, dove le notti della Movida si trasformano in scenari di violenza estrema. Risse, aggressioni, accoltellamenti e talvolta omicidi sembrano essere oramai diventati eventi sempre più frequenti. Le richieste di maggiore sicurezza e di intervento serio, concreto, restano spesso inascoltate, mentre cresce il senso di impotenza dinanzi ad una spirale che appare oramai fuori controllo, in particolare in città come il capoluogo di regione, ove la criminalità sembra dilagare sempre di più. Perché questa società ha smarrito il senso della vita. Allora forse è meglio che le agenzie educative rivedano anche il loro modello. E stamattina davanti al Tribunale di Palermo è ripartita la mobilitazione per la stabilizzazione dei precari dell'Ufficio per il Processo. Circa 12.000 professionisti in tutta Italia rischiano di andare a casa dopo il 30 giugno 2026. I colleghi di Palermo. Davanti al Tribunale di Palermo stamattina una rappresentanza dei 12.000 precari italiani della giustizia, avvocati, dottori e tirocinanti in magistratura che hanno un contratto in scadenza tra un anno. Assunti nel febbraio del 2022, la fine del loro rapporto di lavoro resta inesorabilmente segnata al 30 giugno 2026. FP-CGIL, UIL Palermo, SB Pubblico Impiego hanno riaperto nazionalmente la vertenza con il Ministero di Giustizia, annunciano la ripresa della mobilitazione che riguarda una platea di professionisti giovani e altamente qualificati che fino ad oggi hanno permesso la modernizzazione del sistema giudiziario italiano, con risultati evidenti ottenuti in ordine a riduzione dei tempi di trattazione dei processi, abbattimento dell'arretrato e digitalizzazione. Io ho sempre sostenuto, anzi abbiamo sempre sostenuto, che la giustizia è il peggiore datore di lavoro. Hanno investito con questi lavoratori con il PNR per far levare arretrato. Adesso siamo molto preoccupati perché la stabilizzazione sarà solo per 6.000 persone rispetto a più 12.000 persone che dovranno essere stabilizzate. Questa cosa ci preoccupa perché si perdono delle professionalità acquisite. Faccio un esempio. Gli addetti al processo, gran parte dei dipendenti che sono stati assunti erano ex avvocati che hanno lasciato la propria professione per dedicarsi a tempo pieno alla giustizia. Ora perdere questi lavoratori significherebbe perdere un pezzo importante della giustizia. Questa manifestazione oggi nasce per porre l'attenzione a un anno dalla scadenza del contratto per quanto riguarda gli addetti all'ufficio per il processo e di tutto il personale precario e PNRR, proprio per porre l'attenzione sulle mancate risposte da parte del governo in merito alla stabilizzazione e alla messa a regime di un istituto che ha prodotto i suoi effetti, che ha ridotto tutto l'arretrato che attanagliava il sistema giustizia
è che in mancanza di una stabilizzazione che riguardi tutto il personale, che allo stato attuale è prevista solo per la metà degli addetti attualmente in servizio, creerebbe l'effetto contrario di riprodurre quell'arretrato che tanto con fatica si è andato a smaltire. Come inciderebbe la mancata stabilizzazione sul Tribunale di Palermo, ad esempio? Non siamo noi a dirlo. Prima di organizzare questa manifestazione abbiamo fatto richiesta di assemblea e parlato con tutti gli uffici e loro stessi ci hanno detto della necessità di questi lavoratori, cioè che qualora venissero meno questi lavoratori si ritornerebbe almeno indietro di 10 anni. Bene, questo è tutto per l'edizione di oggi di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.